Chi è Gesù? Che cosa dice la gente? Ma soprattutto che cosa pensano i discepoli di lui? Su questa domanda, suggerita dal Vangelo di oggi, muove la riflessione di Francesco all'Angelus. Tu sei il Cristo, risponde Pietro, e, dice il Papa, forse presi dall'entusiasmo lo diciamo anche noi, ma quando Gesù ci mostra la via della croce ci ribelliamo. Invece, per seguire Gesù occorre rinnegare se stessi. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, si legge nel Vangelo. Spesso nella vita, per tanti motivi, sbagliamo strada, cercando la felicità solo nelle cose o nelle persone che trattiamo come cose, ma la felicità la troviamo soltanto quando l'amore, quello vero, ci incontra, ci sorprende, ci cambia. E l'amore cambia tutto e l'amore ci può cambiare anche a noi, a ognuno di noi. Dopo la recita dell'Angelus, Papa Francesco ricorda la sua giornata a Palermo e ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla sua visita e tutto il meraviglioso popolo di questa bellissima terra di Sicilia per la loro calorosa accoglienza. L'esempio e le testimonianze di Don Puglisi continuino a illuminare tutti noi e a darci conferma che il bene è più forte del male. L'amore è più forte dell'odio. Il Signore benedica voi siciliani e la vostra terra. Poi annuncia una sorpresa per tutti i presenti in piazza San Pietro. Oggi, 2 giorni dopo la festa della Santa Croce, ho pensato di regalare a voi che siete qui in piazza un crocifisso. È segno dell'amore di Dio che in Gesù ha dato la vita per noi. Vi invito ad accogliere questo dono e a portarlo nelle vostre case, nella camera dei vostri bambini o dei nonni, in qualsiasi parte, ma che si veda nella casa.